secondo te lo spopolamento della montagna è un male assoluto o si sta bene anche in pochi? No, è un egoismo star bene in pochi. La montagna chi ci guida deve inventare. La politica non è male né di qua né di là. Per fare politica bisogna avere idee. E idee perché se tu crei lavoro e anche divertimento in montagna, non fare le discoteche sul rifugio, ma devi creare lavoro. E il lavoro cosa te lo dà la montagna? I boschi, creare percorsi per i bambini, di pulire la montagna e lasciare ai giovani che ormai i boschi, che ne dicano gli ambientalisti, i boschi hanno invaso i cortili, le case, i lavandini. Ecco, quindi creare il lavoro, anche il turismo, un turismo intelligente, là dove ci sono gli impianti di sci, che vivano con gli impianti di sci, ma su da noi ci sono dei percorsi bellissimi, portare i bambini, fare dei pacchetti che vengano a vedere quelli che non hanno nulla, come su nel nord, farli vedere, ma non con invasione, programmato, con educazione. Poi quindi boschi, acqua e roccia? E roccia, ma è lì che si fa, non so. Se tu fossi... Per esempio a Cimolais c'era un mulino che era del 1700, c'era solo la lama e il perno d'acciaio, tutto di legno. E segavano le tronche e macinavano la farina. Sai quando entri per andare al rifugio Pordenone? Sì. Appena lasci il paese, giù a destra lì. Perché non rifarlo? E fare una segheria, che ci sono legnami dappertutto, e fare anche il mulino da macinare la farina. Pian pianino vive, ma invece che blocca la montagna, ma blocca tutto, e la burocrazia, le pastoie burocratiche, che per fare un pollaio devi fare una montagna di carte. Bisogna responsabilizzare, ci vuole un'anarchia imprenditoriale. Tu vuoi farti un bar a Erto, fatti il bar. Vengo a vedere se sgarri di una virgola vai in galera. Invece c'è tutte le commissioni e le perizie. Commissione ambientale, convenzione sismica, impatto ambientale, commissione edilizia, commissione di qua. Il lupo ti mangia la pecora, 40 pecore hai in alpago. Tu l'indomani, l'ho detto alla Bianchi, devi rifondere, vado all'ufficio postale, 40 pecore a 1.000 euro l'una, mi dai 40.000 euro. Perché invece no, bisogna fare le perizie, perché tutto verte sullo sfruttamento di denaro. Quindi è stato il lupo, la faina, è stato l'orso o è stato il fringuello. Quindi danno in mano alle perizie a questi periti del cazzo, pagati milioni di euro, tanti, e lì vanno avanti 10 anni a decidere se è stato il topolino a mangiarti. Allora la mattina vai lì per quello che ammazzano il lupo. Perché devi essere... È così per fare un pollaio. Ma c'è anche da dire che tu puoi farti il pollaio, però sei tu responsabile. Perché se ti crolla il pollaio sono cazzi tuoi. Invece danno subito la colpa ai sindaci. Ma che discorsi è? Che discorsi sono? Come fai a prevedere tutto? Quindi la gente non osa. Il sindaco non osa perché viene responsabilizzato. Ma se cade una piastra al campanile di Erto ammazza qualcuno, allora dobbiamo verificare tutto ogni angolo, va bene, ma può capitare comunque. E io mi sento in balia, non io che ormai non ho nulla da perdere, ma non puoi più fare nulla, salvo che non ci siano interessi, allora fanno subito. Senti Mauro, in tutti i tuoi libri che su tutti c'è un accento, una pennellata di autobiografia, no? Sempre, si scrive solo di se stessi, l'ho detto Enrique Banks. Quindi c'è molto anche del tuo ambiente. Certo, ma ho cercato di far vivere, e soprattutto di persone scomparse, amici miei, che gli ho dato la dignità di una memoria, se no sparivano nell'oblio. Io ho scritto solo di quel posto. Ma riusciresti quindi a trovare ispirazione per scrivere anche da qualche altra parte? No, assolutamente, mi spegnerei subito. Quando stavo male per problemi di alcol e di depressione, la Mondadori, la persona di Gian Arturo Ferrari, e fu molto gentile, mi voleva
voleva bene, mi disse guarda vieni a Milano, ti stiamo vicino, ti troviamo un appartamentino, ma io mi sono visto già lì, ma neanche più, lì potrei solo uccidermi, prendere le pastiglie e uccidermi. Io devo aver bisogno di essere abbracciato da quello che ho conosciuto nell'infanzia, nell'adolescenza, nella gioventù, anche memorie tragiche, ma io devo stare lì purtroppo. Avrei dei posti bellissimi dove potrei andare a Via Misurina, Canazei, ma io sono schiavo, come disse Federico Tavam, a furia di stare Andreis, tu diventi Andreis, tu diventi una pietra di Andreis. Io sono condannato a quell'ergastolo lì, però non mi dispiace. Beh, ma è un ergastolo volontario, insomma. Sì, ma ci sono anche memorie dolorose, perché vado poco nell'Arto Vecchio, perché ogni angolo mi ricorda qualcosa, a volte bello, a volte no, ma io sono costretto a stare lì. E con piacere anche. Senti, ma quando lavoravi, quando da giovane lavoravi in Cava Buscada, 15 ore al giorno. ti saresti mai aspettato che saresti diventato famoso No, come ma neanche. libri? No, guarda, no, e anche adesso ancora mi meraviglio. L'ho accettata con grande piacere perché diceva Garcia Marquez, la fama è una bella cosa per un autore, ma va tenuta a bada. No, non me la sarei aspettato, però come chiese una ragazza a Claudio Masi, cosa si perde scrivendo? Io ho perso molte cose, io rimpiango molto quella persona che lavorava in cava, che la sera andava a arrampicare, andava a caccia, andava a lepri di sera. Ormai non è che voglio, però da un lato mi fa piacere adesso, quindi nessuna nostalgia, però ho un po' di nostalgia per quel Mauro lì. Era una specie di camoscio. Un po' sì, però insomma... ma al di là della fama, tutti abbiamo nostalgia di noi quando eravamo giovani. No, ma di quella pulizia mentale, di quel disinteresse per la gloria. Poi pian pianino entri dentro, è come una droga, cominci col vino, col fumo. Senti, l'atteggiamento dei tuoi compaesani molto cattivo, è cambiato? No. Io infatti... se non fosse stato per le mie figlie malate, i miei figli malati, guariti, ma sempre con la spada di Damocle, sarei andato via già domani, perché ho molti amici che mi vogliono bene, puliti, e sento, respiro proprio la rabbia, l'invidia di aver fatto successo. Del resto me lo disse Ermanno Olmi, a un premio Nonino, io ho una foto che mi ha messo la mano così, e mi disse nessuno, Mauro, ti perdona il successo. Quando io vinsi la Palma d'Oro, cos'era in Francia lì, con l'Albero degli Zoccoli, i miei amici che prima mi salutavano, quando mi vedevano sul marciapiede andavano dall'altro marciapiede. Questo me l'ha detto Ermanno Olmi. E quindi di solito quando in altri paesi, quando uno vince le Olimpiadi, gli fanno festa, a me mi odiano a morte. Non tutti, ma molti sì, e potrei farti nomi e cognomi. Ma preferisco ignorarmi. Senti, Ti dico solo una cosa, che sto lì solo perché sono i miei figli che vogliono vedermi lì. Mariana mi batte la sera con la sedia e io rispondo con un fischio di cuculo, di terracotta. Matteo vuol vedermi, soprattutto Martina che stasera sarà qui con i figli. Cioè io sento che loro vogliono vedermi. Vaiont quelli del dopo, è in forma teatrale, sono 5 personaggi. Caspita. Ma gliel'aveva detto il sindaco nel 60° del Vaiont. Non si è trovata una compagnia Ma sì, il sindaco Padrini gli ha detto trova una compagnia, ma devi darti da fare, verrebbe una cosa bella, un'osteria, candele, e no, te l'avevo detto, tu hai venduto la tua gente. Tu hai firmato la transazione per prendere 1 milione del papà, mezzo milione della mamma e 200.000 lire della nonna. C'è una rissa lì tra Ertani. Fallo tu, trova tu che sei capace tu, di te mi fido subito. Ma sai che io, tra l'altro, sto facendo adesso quest'anno facciamo lo sviluppo, il prossimo anno speriamo di andare in produzione, un docufilm che si chiama Dio ci salvi dai sciacalli del Vaiont. Sì, è la famosa. Come l'ha scritta sul muro? No, l'ha scritta Corona Rico Zan, vendeva bombole di gas. Corona Rico Zan Sì, l'ha scritta. il figlio è mioto. È ancora al mondo? No, è morto anche giovane.
Poiana fa fischio. Hai che non aveva in gotto adesso. Ma tu, ultima domanda, tu perché non te ne sei andato? Ma ti ho detto prima, per questi motivi. Perché non puoi vivere distante No, ma è un legame, è un cordone ombelicale, è un legame. E poi perché andando via? Perché i miei figli, che tutti arrampicano e camminano. No, ma dico, perché non sei andato via quella volta del Vajont, intendo dire. No, come tanti altri. Guarda, sono stati gli anni più. Mi hanno ficcato qui al Don Bosco in collegio con i preti, 3 anni, e poi un altro anno a Udine con altri preti. Non me ne sono, perché io ero talmente radicato dentro lì da correre, arrampicare, ma senza correre si andava. Cioè noi vivevamo da selvatici, poi non avevamo i genitori, mia mamma l'ho rivista dopo il Vajont che avevo 13 anni, ci abbandonò che ne avevo 6, mio fratello 5, che morì in Germania ucciso, e Richetto aveva 6 mesi. Ci piaceva questa vita all'aria aperta, e ti dico oggi, a 74 anni, c'ho ancora il dolore e la rabbia e il non perdonare mai più a chi mi chiuse dentro quei preti, che c'era una disciplina che la naia fa ridere. La naia mi ha fatto ridere, bazzecole. E io sentivo, e piangevamo ogni sera, perché gli mancavano gli spazi aperti, il torrente, il Vajont, dove si andava a pescare, a trote. E questo non lo perdonerò mai. Mio padre, cercando scuse banali, perché se leggi l'inizio di quel libro lì, è molto tragico, dammelo qua che te lo leggo io. Allora non voleva neanche metterlo, gli ho detto a Simoni che lo mettano qua. Oggi, dunque, domenica 18 giugno del 2023, fatemelo leggere. Oggi mio padre avrebbe compiuto 100 anni, era del 23. Scrivo questo calendario sentimentale anche per lui, per onorare la sua triste memoria. Tante cose svolte nelle stagioni le ho fatte sotto la sua guida. Era un'azione condotta in regime di terrore. Altre più belle e importanti le ho frequentate col nonno paterno, dentro un regime di bontà e pazienza. Entrambi sono morti da anni. Del primo non sento la mancanza, del secondo sì. Poi mi fermo. Ok, grazie. Io possiamo fare un'ombra qua. Penso di meritarmi un bicchiere di vino.